Portello Bene Comune, una giornata nata dalle tante associazioni che attraversano, lavorano in questo quartiere con lo spirito di ricercare un cambiamento per questo quartiere. Ce n'è bisogno e c'è bisogno di mettersi tutti insieme, uniti in questa ricerca. Le soluzioni non sono facili, però passano anche e soprattutto attraverso la creazione di uno spazio pubblico in quartiere, un momento di riappropriazione di questo quartiere anche da parte degli abitanti, da parte dell'associazionismo, con attività culturali, di aggregazione e di vita in questo quartiere. È così che un quartiere cambia, prende forma e si modifica, appunto con, su misura e come vogliono i suoi abitanti, altrimenti ogni opera, ogni tentativo di riqualificazione di un quartiere si scontra contro il fatto del fatto che non è condiviso, non è una scelta collettiva. Questo è un passaggio importante perché mette insieme tanti oggi in questa ricerca. Siamo felici di questa giornata che vede appunto protagonisti sia i richiedenti asilo, i migranti, anche l'accoglienza è una parte della soluzione, tante associazioni, tanti bimbi, tanti abitanti del quartiere. Quali invece gli eventi della giornata? Gli eventi della giornata: un torneo di calcetto tuttora in corso, la finale più avanti, uno spettacolo per bambini, la storia delle tre naranze, uno spettacolo cantato, un racconto, un aperitivo musicale con un one band show e una cena tutti insieme nella strada del cambiamento, come l'abbiamo chiamata, qui per stare tutti quanti insieme e ripensare anche insieme questo quartiere.